Salve a tutti e buonasera da Roberto Di Maria. Presento stasera i nostri ospiti di Sicilia in Progress e dell'Associazione Ferrovie Siciliane, il presidente dell'Associazione Ferrovie Siciliane Giovanni Russo, ma soprattutto mi permetto di dire l'ospite d'onore che è l'ingegnere Helmut Moroder, collegato da Bolzano. Quindi oggi un collegamento a livello nazionale importantissimo. Vorrei dire due parole sull'ingegnere Moroder. L'ingegnere Moroder è un ingegnere trasportista e è stato direttore della SBA, la Società per le Infrastrutture Ferroviarie dell'Alto Adige, una SRL creata apposta per gestire il sistema ferroviario dell'Alto Adige. È stato anche direttore di un'altra società, la Strutture Trasporti, e recentemente è stato direttore generale del comune di Bolzano. Correggimi Helmut se ho detto qualche cosa, ma soprattutto per quello che ci riguarda è stato l'artefice di un'opera, direi, storica per quanto posso valutare io, cioè il recupero di una ferrovia dismessa che è la Merano-Malles in pieno Alto Adige, una ferrovia di 57 km se non ricordo male, poi mi correggerai, sì, che è stata rimessa in sesto dopo un lungo periodo di interruzione con risultati ottimi. Però vorrei, Helmut, passare subito a te la parola per spiegarci esattamente quest'opera magnifica che hai portato a termine. Ma diciamo così, si tratta del ripristino di una ferrovia che era dismessa nel 91. Questa linea, realizzata nel 1906, è stata, eravamo ancora sotto l'impero austro-ungarico, allora pensate, poi dopo è stata gestita dalle Ferrovie dello Stato, ovviamente, FS e poi RFI. È lunga 60 km, serve una valle, la Val Venosta, che non è densamente popolata, ha diversi paesi, ma tutta la valle, considerate le zone laterali, non conta più di 40.000 abitanti. Esatto. E questa linea era stata considerata negli anni 90 un ramo secco, uno dei tanti rami secchi in Italia, e io dico spesso è stata un po', diciamo, è stata applicata anche un po' di eutanasia, sai, si può anche aiutare qualcuno a morire, no? Si riducono i servizi, non si rinnova nulla finché parallelamente ti nascono degli ottimi servizi automobilistici, finché la popolazione dice ma in realtà si viaggia meglio in autobus. Poi l'autobus serve il territorio molto bene, arrivi in un paese, fa anche 3-4 fermate, la stazione ferroviaria non è proprio sempre in centro ai paesi, per cui alla fine pochi hanno pianto quando l'hanno deciso di chiuderla del tutto. Ma c'è stato un gruppo, diciamo, di appassionati, un gruppo di lungimiranti, direi, che hanno tenuto il lumino acceso dicendo no, una ferrovia la dobbiamo riattivare. C'è stata una discussione lunga 8-9 anni dove in realtà anche, diciamo, i responsabili del turismo avrebbero visto di buon occhio la trasformazione del sedime ferroviario in una pista ciclabile, perché ovviamente una pista, cioè un sedime ferroviario si presta perfettamente per questo. E solo, diciamo, l'ultimo momento, fine degli anni, cioè nel 99, la giunta provinciale decise no, riattiviamo la ferrovia. Ebbi la fortuna di poter poi, diciamo, dirigere questo progetto, gestirlo, e siccome non era il primo progetto che la provincia di Bolzano gestiva in proprio ed aveva ottenuto anche la competenza primaria da parte del governo, quindi del ministero, avevamo qualche grado di libertà in più nel riattivare questa linea. E la provincia ci disse: se riattiviamo una ferrovia, facciamola nel miglior modo possibile, che sia veramente una linea di alto livello. Non era nel 2000, quando siamo partiti, non c'era, diciamo,
non c'era una buona pratica, non c'era una tecnologia, diciamo, assodata, perché linee regionali riattivate non esistevano praticamente, Esatto. no? Tutta la tecnologia moderna veniva, diciamo, sviluppata per le grandi linee, l'alta velocità e quant'altro. Però a noi ci disse la provincia che pagava, qui la provincia autonoma di Bolzano ha un po' la funzione di una regione, hanno detto no, però fatela, cercate di farla, cioè alti standard di sicurezza, di comfort e quant'altro, ma cerchiamo anche di ridurre i costi di gestione. Quindi diciamo per un giovane ingegnere come ero allora era un bel incarico, perché era una sfida, anche perché allora si può anche, diciamo, far conto sulle tecnologie più avanzate e anche spendere qualche soldo. Quindi il nostro obiettivo è quello di poter viaggiare con il macchinista solo a bordo, avere dei sistemi di segnalazione avanzati, certificati al massimo grado di sicurezza che è il SIL 4, e tutto questo per linee ferroviarie regionali a livello europeo non erano ancora sviluppate. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere grandi diciamo, Ansaldo Segnalamento, ad esempio, che ha fatto tutto l'impianto di segnalamento, la Stadler che ci ha fatto i treni, erano tutti diciamo aziende molto interessate a poter sperimentare uno i mezzi, la Stadler, due l'Ansaldo Segnalamento, un segnalamento tutto elettronico su una linea perché non molto lunga, di 60 chilometri, ma alla quale non mancava niente, dal castello a un percorso tortuoso, alle gallerie. Quindi diciamo, questa è un po' una nostra fortuna, che abbiamo diciamo, offerto la possibilità a grandi costruttori a voler far molto bene, perché questo diventava per loro un palco, poi una vetrina per vendere i loro prodotti. Ecco, adesso questo è diciamo, un colpo anche di fortuna in quel momento storico. Insomma, un'opera pionieristica, se possiamo dire. Siete stati dei pionieri in questo campo. Sì, diciamo, io lo considero sempre stato un po' una fortuna in quel momento. All'inizio sembrava che non sapevamo esattamente da che parte girarci, poi abbiamo visto che il mercato aspettava diciamo, una zona dove sperimentare nuove tecnologie. Però ci tengo, diciamo, a precisare una cosa: perché il dibattito era stato grande, vale la pena riattivare una ferrovia come questa o meno? Ecco, questo è importante. Esatto, c'erano diversi studi che dicevano, guardate, in una situazione come questa una ferrovia, cioè è troppo, una ferrovia non si giustifica dal punto di vista dei costi, non tanto degli investimenti, ma poi nei costi di gestione. Per cui per noi era importante trovare una soluzione che li contenesse. Mi ricordo degli studi che dicevano servirebbero almeno 1,5 milioni di passeggeri all'anno per giustificare questa ferrovia. Siccome allora l'autobus faceva circa 1 milione di passeggeri all'anno, è impensabile, è molto difficile arrivare a 1,5 milioni di passeggeri, per cui lasciamo stare. C'è stato un ingegnere svizzero che ha detto no, guardate, quel 1,5 milioni lo supereremo anche se facciamo bene. Questo ha un po' convinto la giunta provinciale, e vi posso dire che oggi viaggiamo, ma diciamo dopo 2 anni che era aperta, eravamo già a 2,5 milioni Quanti viaggiatori fa? Esatto. E oggi siamo intorno ai 3 milioni di passeggeri, ma abbiamo raggiunto il massimo. Il nostro problema è che abbiamo allora non ce la fa più la linea praticamente. Non ce la fa io non credo alle mie orecchie. Veramente, da trasportista io non credo alle mie orecchie. Quanti abitanti ha la Val Venosta, la parte interessata dalla linea? Ma diciamo il fondo valle fa circa 30.000 abitanti. 30.000 abitanti. Su 60 chilometri, poi ci sono un po' di valli laterali, ma se mettiamo non arriviamo a 40.000. Ma secondo te, scusa Helmut, una domanda, questo successo a cosa è dovuto esattamente? A un'induzione ad essere invogliati a prendere questo sistema di trasporto, a utilizzarlo perché c'è un'intermodalità, uno scambio modale forte?
i flussi turistici, cosa è successo? Il treno è subito piaciuto da quando abbiamo iniziato a fare, diciamo, già il pre-esercizio. Guardate, molti sindaci dopo ci hanno detto: se avessimo fatto un referendum nell'anno 2000, sicuramente 2/3 della popolazione avrebbe detto no alla ferrovia, perché ricordavano la ferrovia che puzzava, che era rumorosa, che hanno detto di no. Oggi se lo rifaremmo credo che neanche l'1% direbbe di no. E noi abbiamo visto, sono stati, diciamo, abbiamo lavorato 5 anni per riattivare, cioè abbiamo rifatto tutti i ponti, durante i lavori, finché non è arrivato il materiale rotabile, c'era un certo scetticismo, perché questi vedevano un cantiere lungo 60 chilometri, diciamo, non è che sta ferrovia quando arriva. Ma questi sono pazzi, dicevano. Sì, perché poi quando abbiamo iniziato a viaggiare col primo treno, che poi è un treno diesel, pensate, non è neanche un treno elettrico, è un diesel elettrico, quindi molto silenzioso, anche bello come design, è cambiato di colpo. Cioè, lì proprio l'atteggiamento è cambiato, ecco, in questa slide si vede, e abbiamo avuto una strada spianata. Dal primo giorno che l'abbiamo aperta, che è stata aperta con una festa in tutta la valle, tutte le bande musicali hanno accolto il primo treno che è passato, è stata, diciamo, tutta cioè, un successo dopo l'altro. E anche se veramente in tanti paesi il treno si ferma non proprio in centro al paese, come potete immaginare, e fa una sola fermata, non più le 3 fermate di un autobus, ha avuto un'attrattività incredibile. È la qualità del viaggio. Il treno non è confrontabile a un autobus, questo bisogna dire. Molte persone non sarebbero mai salite, ora ci salgono. Diciamo, le mamme o le persone, oggi anche i padri, sempre di più col passeggino su un autobus non sanno come salire, se non è un low entry, sul treno invece ci salgono. E guardate, ci sono veramente molte famiglie che mi raccontavano allora, quando ero il direttore d'esercizio, che avevano potuto rinunciare alla seconda automobile perché adesso col treno non c'era più bisogno, no? Quindi pensate anche quanti soldi una famiglia può risparmiare se hai un sistema di trasporto efficace. E quei soldi li spendi nella regione, in modo ma io ho letto che c'è stato un aumento dell'occupazione, del tasso d'occupazione nella valle, è vero o no? Ci sono dati della Camera di Commercio. Sì, vorrei che lo dicessi tu per conferma, perché sono quasi incredulo, credimi. Io questo studio, questo dato, l'ho visto da uno studio della CGA di Padova, che ha fatto uno studio quando studiava, diciamo, se riattivare la linea ferroviaria la Calalzo-Cortina. Sono venuti a studiare cosa è successo in Val Venosta e hanno constatato hanno soprattutto valutato gli indicatori economici e hanno effettivamente visto quanto l'effetto di questa ferrovia su diversi parametri, sia sull'occupazione. Ora voi sapete, in Alto Adige c'è una situazione abbastanza fortunata, il tasso di disoccupazione è molto basso, ma ci sono stati, diciamo, su molti indicatori, da quelli delle imprese che sono cresciute, ma un dato che è molto interessante è che il turismo in Val Venosta, che è la zona, diciamo, turisticamente meno sviluppata dell'Alto Adige, anche se è un buon grado turistico, che nel periodo dal 2005 al 2008 ha avuto un incremento turistico sensibilmente superiore a quello medio della provincia di Bolzano. Giovanni, vuoi fare una domanda? Scusati Helmut, perché credo che Giovanni, io lo vedo incuriosito. A te una domanda, Giovanni. Beh, intanto mi fa piacere che stiamo ascoltando praticamente qualcosa che è solamente da invidiare e quindi c'è solamente da imparare a quello che hanno fatto, insomma, lì sulla Merano Malles. Io volevo semplicemente chiedere un qualcosa che
che comunque è banalissimo, insomma, i residenti lo usano questo servizio, i residenti, ok, adesso avranno anche l'autobus, ma hanno anche il treno, quindi come i turisti adesso i residenti lo usano il servizio, cioè nel senso ha avuto riscontro sul territorio, oltre che l'entusiasmo c'è stato un riscontro sul territorio, nel senso i residenti, ecco, ne usufruiscono di questo servizio. È una domanda che sembra stupida, però realmente è un qualcosa che si lega all'Alcantara Andazzo. Sì, assolutamente sì. Il treno è come è stato concepito, poi è stato pensato come mezzo di trasporto pubblico locale, non è stato pensato come una ferrovia turistica. E questo è anche ciò che, anche se poi abbiamo, io direi sulla media anno abbiamo circa 2/3 di residenti e 1/3 di turisti, che nelle stagioni turistiche poi sembra che sono soprattutto turisti, ma non è così. Sull'andamento annuale abbiamo circa 2/3 di residenti. I residenti lo usano effettivamente molto il treno, e per cui se una volta avevamo, diciamo, almeno il doppio dei residenti di prima, oggi usano il mezzo di trasporto pubblico. Certo. E oggi siamo arrivati purtroppo al limite, è in corso un lavoro importante, con un investimento importante di elettrificazione adesso. Certo. Elettrificazione che triplica l'offerta di trasporto. Capite? Cioè noi avremo poi un cadenzamento su tutta la giornata, un treno ogni mezz'ora, con treni da una composizione a 6 carrozze, e sono convinto che consentirà di, almeno vedrete, raddoppieremo nei prossimi anni i passeggeri trasportati, che oggi c'è chi non va in treno perché abbiamo i treni troppo pieni, e noi quando l'abbiamo progettato allora, se mi chiedesse qual è stato l'errore più grande, abbiamo previsto treni troppo piccoli, ma quando li abbiamo progettati pensavamo che ogni composizione in commercio fosse comunque troppo grande per la domanda che avremmo dovuto soddisfare. Quindi, ricapitolando, su 3 milioni di viaggiatori dello scorso anno, 2 milioni sono stati residenti. E il restante, diciamo, anche se fosse il 50%, sarebbe già sempre uno straordinario successo. Sì, ma diciamo così a occhio un 2/3, poi dovete anche pensare, poi sai, gli studenti, ai pendolari. No, c'è un sacco di gente. Guardate, una cosa molto simpatica, mi ricordo all'inizio che c'erano riunioni, non so, del comprensorio, addirittura di consigli comunali, che venivano organizzate, non so, alle 18:20. Dici, perché 18:20? Perché alle 18:10 arriva il treno, no? Sì, cambia la vita, è cambiata la vita completamente. No, ci sta, no? Perché quindi il treno da questo punto di vista ha avuto un ruolo, e oggi la Valle si è veramente un po' sviluppata sul treno, non solo turisticamente ma anche per la gente del posto. Lungo tutta la ferrovia è stata realizzata una pista ciclabile, quindi questa è diventata uno dei punti di attrazione. Oggi non si sa se è ciclabile o il treno, ma è indifferente, perché lungo una pista ciclabile si sviluppano delle attività economiche che bisogna andare a vederlo. Io per qualche anno non c'ero andato in bicicletta, l'anno scorso l'ho rifatta e non mi sembrava, è veramente una cosa incredibile. Si sviluppa una vita, una vitalità di persone anziane, poi oggi con le bici elettriche ognuno può andare in bici sia in salita che in discesa, e tutto questo veramente è un corollario della ferrovia. Se non c'era la ferrovia questo non succedeva. Ecco, Roberto, tu sarai d'accordo che questa visione è veramente, diciamo, molto lungimirante, anche se parliamo di un'idea che se noi la raccontiamo non fa. Ci credono. Io sono incredulo e credo che se la raccontiamo in Sicilia restano tutti a bocca aperta. Tra l'altro voglio dire una cosa: se facciamo 2 milioni di residenti di flusso di traffico e 1 milione di turisti, 1 milione di turisti non sono portati da un treno alla settimana o da 2 treni al mese. È un servizio giornaliero e continuativo che porta i turisti, anche perché poi i treni sono attrezzati per le biciclette, e quindi è un turismo verde, un turismo sostenibile, è un'alta attrattività. Questo termine è molto importante, l'attrattività. Cioè voi avete realizzato
avete ottenuto la domanda incrementando l'offerta e rendendo qualitativamente alta l'offerta, e avete inventato una domanda che non c'era, perché chi studia questi fatti, io veramente, ripeto, sono sbalordito, perché chi studia la tematica dei trasporti normalmente è convinto che se non c'è la domanda non vale la pena fare. Infatti era l'interrogativo che all'inizio nasceva quando è nata l'idea di rimettere in pristino questa ferrovia. È un po' la situazione che abbiamo oggi qua, Giovanni. Sì, Helmut, dimmi. No, però la domanda è chiaro che non è che uno va a inventarsi una domanda, è che io una domanda di mobilità ce l'ho, devo capire con quale modalità di trasporto viene svolta. Noi se avevamo il 90% di Valle Nostra che si spostava in automobile e il 10% con il mezzo pubblico, oggi almeno abbiamo il 20% sul trasporto pubblico e l'80% su, e per cui c'è ancora un potenziale enorme verso l'alto. È la situazione che abbiamo qui, capito? Cioè c'è un 90, esattamente come sull'Alcantara d'Andazzo. Esattamente, ricalca l'Alcantara d'Andazzo, esattamente. Ecco, l'Alcantara d'Andazzo. Seguire l'esempio della ferrovia della Valle Nostra è un po' quello che è il nostro obiettivo. Però vorremmo, tu hai già detto tanto, Helmut, vorremmo avere da te anche un conforto rispetto ai dati dei costi di costruzione. Quanto avete speso voi e quali possono essere, e se questo investimento poi può essere recuperato. Io penso di sì. Tu che dici, Helmut? Su questo, diciamo, la discussione potrebbe essere molto lunga. Allora, intanto noi abbiamo speso allora diciamo, noi abbiamo rifatto, il sedime c'era, i binari sono stati per buona parte recuperati, abbiamo però sostituito quasi dappertutto le traverse, cioè l'armamento è stato rifatto nuovo, recuperando i binari, tutte le stazioni sono state fatte nuove con scambi a 60 e poi diciamo noi abbiamo speso per i 60 chilometri circa 90 milioni di euro, quindi 1,5 milioni a chilometro, senza l'elettrificazione. Poi questo abbiamo nell'anno, in quale anno? Questo tra il 2000 e il 2005. Diciamo da allora ad oggi non è che ci sia stato chissà quale incremento di costi. Sì, questo è vero. Ma e poi poi ci sono i mezzi, per i mezzi oggi ci sono 12 mezzi in circolazione a circa 3 milioni l'uno, quindi altri 36 milioni di euro. Io penso però che l'investimento è una cosa, no? Poi bisogna capire quali sono i costi di gestione. Oggi i costi di gestione, se facciamo circa 1 milione di chilometri all'anno su quella linea, il costo di gestione è per chilometro intorno, fatemi pensare, direi intorno ai 12 euro, quindi arriviamo a 12 milioni di euro di costi di gestione annui. È chiaro che questi li recuperi, se lì ci faccio 2,5 milioni di passeggeri, potrebbe, se fossimo in Austria ci ripagheremo, in Svizzera ci ripagheremo con quei passeggeri anche il costo di gestione, perché hanno delle tariffe sensibilmente più alte delle nostre. Noi in realtà arriviamo a coprire circa il 30% dei costi di gestione, perché abbiamo delle tariffe abbastanza basse. Gli studenti, per esempio, da noi tutti i giovani fino a 18 anni viaggiano gratis, finché sei studente viaggi gratis, e tutti gli oltre 65 anni viaggiano di nuovo gratis. Però voglio dire, scusa, non è una situazione molto diversa perché normalmente sappiamo che il 60-65% è sempre coperto da oneri pubblici nel sistema di trasporto pubblico locale, anche di più. Sì. Quindi ma adesso una cosa che in realtà è normale. Questo è vero. Bisogna però vedere queste infrastrutture in modo un po' più largo, e siccome adesso qui parliamo tra colleghi, come cioè Regione Autonoma Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano, per cui abbiamo una certa autonomia anche dal punto di vista, diciamo, finanziario.
Ora, una cosa interessante, perché questa mi piace raccontarla, nel 2008 il nostro, diciamo, gli esperti di turismo in Alto Adige hanno rilevato che in Val Venosta c'erano 200.000 pernottamenti annui di turisti svizzeri in più degli anni precedenti. Hanno detto l'unica spiegazione realistica è che questi sono stati attirati dalla ferrovia, non che siano tutti arrivati in treno, ma questa ferrovia li ha in qualche modo attratti. Esatto. Allora, se io dico, se ho 200.000 pernottamenti in più, il turista svizzero spende per ogni giorno di presenza in Alto Adige circa 120 euro. 120 euro per 200.000 sono 24 milioni, 200.000 sono 24 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di cifre enormi rispetto a... Sì, ma poi sono 200.000 pernottamenti, adesso l'Alto Adige fa 30 milioni di pernottamenti all'anno, ma questi 200.000 in più dalla Svizzera soltanto sono stati registrati o considerati dovuti alla presenza di questa ferrovia, che generano un fatturato di 24 milioni all'anno. Ora, 24 milioni, se guardiamo il gettito fiscale solo di 24 milioni di fatturato, diciamo un terzo, arriviamo a 8 milioni di fatturato, cioè di gettito fiscale all'anno, che rimangono sostanzialmente in provincia, essendo provincia autonoma. Allora, se io ho un costo di gestione di 12 milioni, 8 milioni me li hanno portati solo i turisti svizzeri attirati da questa ferrovia. Per cui se io dico che oggi io copro solo con i biglietti venduti il 30% del costo di gestione, dico una parte di verità, perché una parte, certo. un'altra buona parte per l'indotto generato da questa ferrovia, e così vanno lette queste infrastrutture. Sì, assolutamente. Posso aggiungere una cosa, Helmut? Devi anche considerare le persone che sono spostate dal mezzo privato al mezzo pubblico e l'inquinamento in meno rispetto, anche perché ancorché diesel, un treno inquina comunque meno di un'automobile o di un pullman. Questo bisogna anche dirlo, perché c'è un recupero anche da questo punto di vista, direi. Quindi io penso che sia tutto impossibile. Se poi andiamo a considerare tutti i benefici indotti da questa operazione, probabilmente quella centinaia di milioni di euro è stata recuperata abbondantemente in questi, se non ho capito male, 15 anni di esercizio. Se aggiungiamo appunto i costi, diciamo, indiretti o risparmiati, di quelli ambientali, direi non c'è nessun... Non c'è discussione. Purtroppo adesso credo che Giovanni gli sia caduta la linea, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto, ecco, io ringraziandoti di questo tuo intervento, che è illuminante per noi, è fondamentale per quello che è la battaglia che stiamo portando avanti. Vorrei dire una cosa: l'idea della ferrovia turistica, abbiamo capito che non può essere quella di un treno storico ogni tanto. Ferrovia turistica è una ferrovia che nasce per servire la comunità locale e poi diventa un servizio che consente ai turisti di raggiungere quando vogliono, come vogliono, possibilmente comodamente con dei treni moderni. Ho capito che voi i treni li avete comprato appositamente, li ha realizzato la Sadler per voi, e quindi questo ha creato poi l'effetto che ha moltiplicato i viaggiatori nel treno. Questo è quello che noi stiamo cercando di far capire, e che io ho intuito leggendo i dati, devo dire, molto confortanti, che vengono dalla tua esperienza. Adesso sentirlo dalla tua viva voce ti assicuro che è veramente una grande emozione, veramente una grande emozione. Io spero che anche questa tua testimonianza, sperando di averti quanto prima qui da noi di persona fisicamente, tu sai che ti avevamo invitato per fare un incontro, una conferenza, poi le cose ovviamente si sono accumulati, gli impegni e altre situazioni, e poi c'è stata questa vicenda della pandemia e quindi tutto è stato rinviato, però poi assolutamente noi dovremmo organizzare qualcosa
anche insieme a chi ha sostenuto questa battaglia. Mi riferisco soprattutto al sindaco di Giardini Naxos, Nello Loturco, con cui tra l'altro abbiamo ideato la possibilità di utilizzare il primo tratto dell'Alcantara Randazzo per un servizio di tipo metropolitano all'interno del territorio di Giardini Naxos, dove il numero di turisti è veramente enorme e c'è un problema di mobilità perché ci sono poche strade di accesso al centro abitato e una ferrovia che abbia delle fermate ogni 600 metri, ogni 800 metri per il servizio locale sarebbe utile e opportuna. Prolungando questo servizio fino all'Alcantara e poi collegandosi con la circumetnea, noi potremmo realizzare un sistema, potremmo imitare la vostra esperienza su una scala che come bacino d'utenza credo di poter dire che è anche superiore, perché tu considera che soltanto nella valle abbiamo 55.000 abitanti, ma poi abbiamo tutto l'indotto del turismo di Giardini Naxos e Taormina che insieme fanno, se non erro, 2 milioni di presenze annue, senza contare che a sud abbiamo l'area metropolitana di Catania che fa circa 1,5 milioni di abitanti. Quindi noi siamo in una situazione che ha potenzialità anche superiori, ma dove purtroppo non ci crediamo, nessuno crede a questa possibilità. Noi, io e Giovanni, siamo dei visionari, siamo forse un po' pazzi, come voi, permettimi bonairamente di dirlo all'inizio, quando non ci credeva nessuno, e vogliamo che anche se la cosa ha funzionato lì, lavorando bene, portando avanti il discorso che avete fatto voi, può funzionare anche qui. Cosa ci suggerisci? Non ho dubbi. Uno, non desistere. E io penso che oggi diciamo, le condizioni dovrebbero essere anche più favorevoli di allora, perché oggi c'è un'urgenza riconosciuta e condivisa generalmente, quella della protezione del clima, e ovviamente un servizio di trasporto ferroviario dà un efficace contributo a diciamo, poter sostituire le automobili. Quindi oggi credo abbiamo anche quell'alleato che dovrebbe facilitare queste scelte a livello politico a tutto campo. Cioè oggi credo che non ci sono neanche più solo alcuni partiti politici che da questo punto di vista possono dare un aiuto. Io credo che c'è una condivisione abbastanza ampia, per cui non cedete. Io sono abbastanza convinto che tra poco avrete ragione, e se c'è bisogno io verrò molto volentieri in Sicilia a raccontare la nostra esperienza. Assolutamente sì, perché tu sei un punto di riferimento, Helmut. Ti ripeto, io ho saccheggiato i dati, i risultati, l'esperienza vostra, anche l'ho ripetuta in tutte le salse, in tutti i tavoli. Recentemente ne ho parlato anche con l'assessore alla mobilità, l'assessore regionale Marco Falcone, che devo dire che si è mostrato molto, molto attento a questa possibilità. Sicuramente ci stiamo muovendo in Sicilia piano piano per recuperare il trasporto ferroviario, si stanno facendo lavori importanti di raddoppi ferroviari, si sono attivati i passanti ferroviari, adesso si comincia a fare il biglietto unico perché purtroppo non avevamo il biglietto unico integrato nelle grandi città e stiamo cominciando adesso. Siamo molto indietro, su questo non c'è dubbio, però pensiamo di poter, proprio questo ci deve stimolare a fare di più e a prendere l'esempio, a seguire l'esempio di chi ha saputo fare bene e ha dimostrato che la ferrovia è una cosa viva, non è una cosa del passato. Molti ancora guardano alla ferrovia, tu vedi, noi abbiamo delle immagini molto belle che abbiamo mostrato e che continuiamo a mostrare, una ferrovia inserita nell'ambiente. Dimenticavo di dire che tu sei attivo in Legambiente, porti avanti anche un discorso di sostenibilità che oggi è assolutamente necessario mantenere come uno dei primi obiettivi delle opere pubbliche.
Quindi questo è il quadro, un sistema universale, un sistema di trasporto collettivo, una mobilità sostenibile e che rivalorizzi il territorio, un territorio che è molto svantaggiato, una Valle Alcantara, poi ti faremo fare un giro dal punto di vista delle infrastrutture. E siccome in questi territori non puoi realizzare autostrade, non puoi realizzare strade a scorrimento veloce perché avrebbero un impatto ambientale enorme, perché non sfruttare queste infrastrutture che esistono, questi ponti, queste gallerie, e creare un'infrastruttura nuova, moderna, che guardi al futuro? Ecco, un'infrastruttura che viene dal passato e guarda al futuro. Questo è il nostro obiettivo. Ottimo. Bene, grazie Helmut. Prego, grazie a te. Io ti ringrazio e spero, ripeto, di rivederti di persona. Una parola, l'ultimo augurio che vuoi fare a noi e alla Valle Alcantara. Beh, di poter ancora io usare questa ferrovia e che sarà sicuramente eccezionale e moderna. No, ci credo veramente, sono convinto che le energie che state investendo non saranno inutili. Grazie Helmut, questo tuo sostegno è molto molto importante. Io ti saluto e ti ringrazio anche a nome di Giovanni, che purtroppo è caduto con la linea e non siamo riusciti a recuperarlo, ma ci sarà modo di rivederci o in questa forma o speriamo meglio dal vivo. Grazie ancora Helmut. Di nulla, è stato un piacere. Ciao.